Ora vi porto a vedere il coccodrillo di Dardago prendendo il sentiero M8. Dovrebbe essere circa metà discesa. Oggi è bello viscido il terreno. Oh! Dovrebbe essere qui, eccolo qua. Eccolo qua. Bello. Complimenti all'artista, ha fatto davvero un lavoro eccezionale. Si trova a metà dell'M8, in pratica uscendo da qui. Si prosegue il giro e si arriva qua. Bene, ripartiamo. Proseguiamo sempre per l'M8. Qua è già più secco. Ok. Direi che possiamo rientrare. Ci vediamo alla prossima avventura. Comunque, per chi volesse fare un giro, magari lo scriva qua sotto nei commenti, sotto il video, così magari organizziamo un'uscita tutti insieme.